Benvenuti a questo incontro, sono le 16:01, quindi siamo puntualissimi. In questo incontro vedremo i risultati del progetto strategico tematico, come abbiamo detto, che si chiama GridAccess. GridAccess è un progetto frutto della collaborazione di 16 partner di 5 regioni che ha come obiettivo quello di raggiungere un meccanismo di promozione turistica, ottenere fondamentalmente due risultati. Il primo, l'accessibilità del patrimonio culturale di tutti, e il secondo, lo sviluppo economico di un potenziale su cui poggia l'identità del territorio e dei territori che andremo a vedere. Per discutere del progetto, per vederlo nel dettaglio e per vedere i risultati di questo progetto, abbiamo con noi Emanuela Onali, che è il dirigente dell'assessorato agli enti locali e delle finanze. Buonasera e benvenuta. Graziano Di Paola, che è direttore generale di Prima Idea. E poi ci saranno due tutor che hanno realizzato insieme al territorio alcuni lavori che andremo a illustrare e a vedere, che sono Stefania Cugia, che è videomaker senior di Prima Idea SRL, e Marco Camba, che è sempre videomaker senior, che hanno partecipato in qualità di formatori alla realizzazione dei laboratori. Poi avremo anche alcuni rappresentanti appunto dei centri. I centri sono il Centro Europeo di Documentazione del Romanico di Santa Giusta, il Museo dell'Intreccio di Santa Giusta, il Museo della Laguna di Capoterra e il Museo del Mare di Sant'Antioco. Vi ricordo che siamo in diretta su www.matextv.com. Io direi di cominciare subito i lavori dando la parola a Emanuela Onali, che ci illustrerà attraverso una piccola presentazione generale la filosofia del progetto. Dottoressa, buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti quanti. Faccio una piccola precisazione: non sono dirigente, sono il funzionario responsabile, non si sa mai. Sono funzionario responsabile del progetto GridAccess per la direzione generale degli enti locali e finanze della Regione Sardegna. Voglio prima di tutto, come ha detto lei, inquadrare il progetto GridAccess. La Regione ha aderito al progetto diventando partner insieme ad altri 13 partner appartenenti alla Toscana, alla Liguria, alla Corsica e alla regione sud della Francia. Il capofila del progetto GridAccess è la Collectivité de Corse. Il progetto ha avuto inizio il lontano 1 giugno del 2018 e terminerà grazie ad una proroga che abbiamo ottenuto il 28 febbraio del 2022. È finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014 e 2020. In questi anni la mia direzione generale ha partecipato e partecipa tuttora come partner alla realizzazione di diversi progetti comunitari, tra cui appunto il progetto GridAccess, in cui ha coinvolto sempre in qualità di enti attuatori, grazie alla sottoscrizione di apposite convenzioni, il comune di Capoterra, di Sant'Antioco e di Santa Giusta. Voglio approfittare di questa occasione per soffermarmi sull'importanza strategica che riveste il coinvolgimento delle amministrazioni locali nella realizzazione di questi progetti comunitari, perché il loro coinvolgimento è il volano per la salvaguardia e soprattutto per lo sviluppo sostenibile del nostro vastissimo patrimonio culturale e ambientale sardo, ma anche può essere anche il volano per l'economia del territorio e un elemento per attrarre anche interessi economici privati. In particolare, grazie al progetto GridAccess, la Regione Sardegna ha, come lei ha già anticipato, realizzato 4 luoghi della cultura che vi invito a visitare. Vi condivido adesso le slide. La presentazione allora, come abbiamo già detto, abbiamo realizzato il MUMA, quindi il Museo del Mare e dei Maestri d'Ascia Sant'Antioco, il MULAG invece, che è il Museo della Laguna di Santa Gilla, e il Centro Europeo di Documentazione del Romanico e la Casa dell'Intreccio a Santa Giusta.
Il MUMA in realtà è stato realizzato dal precedente progetto comunitario Accessit, che si è realizzato e si è concluso nel precedente settennio di programmazione europea. Con il progetto Grid Access abbiamo però ampliato e diciamo reso più accessibile questo museo. Ma la cosa più importante del MUMA è che grazie proprio alla diciamo alla creazione di questo museo, il comune di Sant'Antioco ha dato in gestione l'edificio retrostante il MUMA, che è stato adibito ad ostello. Ostello che poi come diranno anche meglio naturalmente i colleghi della cooperativa, ha raggiunto e ha ottenuto anche il marchio Ecolabel ed è un'importante realtà economica del paese di Sant'Antioco. A Capoterra invece abbiamo realizzato il MULAG, il Museo della Laguna di Sant'Agilla, che abbiamo inaugurato proprio il 15 di settembre in modo diciamo ufficiale, e nel museo trovano spazio non soltanto gli elementi naturalistici del territorio, quindi della laguna, ma anche le testimonianze e il rapporto che Capoterra ha con la laguna, con l'estrazione del sale, l'agricoltura e l'enogastronomia. Ancora invece a Santa Giusta abbiamo realizzato la Casa dell'Intreccio, che è ospitata in un edificio sempre di proprietà naturalmente del comune, e presso questa casa dell'Intreccio abbiamo allestito diciamo un laboratorio didattico per i ragazzi dove potranno diciamo vedere come si realizzano i cosiddetti fassonis che vediamo qui in queste foto, che sono delle tipiche imbarcazioni della laguna di Santa Giusta. Infine a Santa Giusta abbiamo realizzato il Centro Europeo di Documentazione del Romanico, che diciamo adesso è diventata sede quindi della Fondazione degli Amici del Romanico, che è una fondazione che è stata costituita grazie a un precedente progetto comunitario e che raccoglie al momento più di 70 comuni della Sardegna che presentano, che possiedono diciamo delle chiese romaniche nel proprio territorio. Questo centro quindi oltre ad essere la sede della fondazione verrà utilizzato anche per degli incontri di carattere scientifico ed educativo, ma anche per dare informazioni ai visitatori diciamo, le possibilità per visitare le chiese romaniche. Tolgo la presentazione e volevo dire che naturalmente, lo dico sempre, quando uno vede questi interventi pensa sempre che sono dei piccolissimi interventi, e infatti questi sono dei piccolissimi interventi sicuramente in un grandissimo in un grande oceano di esigenze, che però grazie proprio al coinvolgimento delle amministrazioni locali, che sono state molto attente diciamo, ad aderire a questa progettazione, sono riusciti a rilanciare dei servizi di qualità anche capaci di creare delle opportunità lavorative, come insomma questa è la dimostrazione, e a stimolare l'economia del territorio. Infine, come Regione Sardegna, con una parte del budget a nostra disposizione, abbiamo voluto realizzare appunto questi 4 atelier transfrontalieri di scrittura di scenari audiovisivi. Già solo il titolo è tutto un programma, solo per capire che cosa vorresti dire in francese ci abbiamo messo un po' di tempo, che diciamo, che si sono tenuti proprio direttamente nelle sedi che vi ho appena detto. L'obiettivo di questi laboratori è stato proprio quello di fornire ai partecipanti
insomma, le prime nozioni teoriche e pratiche per portarli a conoscere le varie fasi preparatorie e poi esecutive per la realizzazione di un video, fino ad arrivare addirittura al montaggio. Questo proprio per permettere a questi partecipanti di acquisire, anche se solo delle nozioni di base, però diciamo delle nozioni per poi creare da soli in futuro, in completa autonomia, dei piccoli reportage, dei piccoli documentari, degli spot pubblicitari del proprio territorio. Devo dire la verità che questo obiettivo è stato pienamente raggiunto, siamo tutti molto soddisfatti del risultato che insomma è stato raggiunto da tutti voi e che poi mostreremo tra poco in anteprima. A breve infatti sentiremo le testimonianze di alcuni di coloro che hanno partecipato ai laboratori e che hanno realizzato appunto questi video, che ci racconteranno, spero, la loro esperienza positiva, spero, vissuta durante questi 3 giorni di laboratorio, dall'ideazione, perché è stato proprio addirittura ideato proprio i video sono stati ideati da voi e quindi oltre ad averli poi anche realizzati. La società a cui abbiamo affidato il servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione di questi laboratori transfrontalieri è la società Prima Idea, sono io che questa volta presento voi, di Cagliari, che devo dire la verità ringrazio particolarmente per il grande impegno e la professionalità che avete dimostrato, soprattutto diciamo venendo incontro a tutte anche le nostre esigenze e specifiche che poi magari sono venute diciamo dopo nel corso del contratto, e soprattutto dico una cosa molto importante, nell'aver rispettato i tempi contrattuali, che non è da poco. Quindi vi ringrazio veramente per il lavoro che voi avete svolto, e adesso poi andiamo a sentire le testimonianze di questi ragazzi e poi a vedere le immagini bellissime dei 4 territori. Grazie veramente a tutti. Grazie a lei, dottoressa. Allora, visto che ha citato Prima Idea, direi di dare la parola a Graziano Di Paola, che è di Prima Idea, è il direttore generale. Che tipo di progetto è stato realizzato, Graziano? Intanto io ringrazio per gli apprezzamenti e ringraziamenti, dottoressa, perché mi inorgogliscono, ma li giro tutti quanti al team e alle persone che hanno realizzato il lavoro. Il merito, devo dire, è tutto loro, perché ci hanno messo cuore, passione e molta professionalità. 2 parole le volevo dire. Io ho visto i video in anteprima, naturalmente, perché avevo modo di farlo e sono rimasto sorpreso. Sono rimasto sorpreso perché quando ci è arrivata questa possibilità di realizzare questo servizio per voi, io ho pensato che era uno strano animale, cioè una roba molto veloce che in 3 giorni mirava ad avere un prodotto finito, che in parte dichiarava di essere attività formativa, ma in parte dichiarava anche di essere un'attività produttiva, e di fatto era un laboratorio, ma molto rapido, 3 giorni. 3 giorni con, tra l'altro, la complessità di avere davanti un gruppo probabilmente eterogeneo, con competenze di partenza eterogenee, che doveva interagire, e quindi anche quasi una funzionalità di team building. E sono rimasto molto sorpreso, perché non si trova spesso una formula del genere, perché in genere si fa o la formazione o la produzione. La formazione è più lunga, la produzione è semplice, la chiedi e via. E l'ho trovato molto coraggioso. Ero un po' scettico quando abbiamo letto la richiesta, poi abbiamo trovato una formula che secondo noi girava, e abbiamo visto che in effetti probabilmente ha girato. È chiaro che in 3 giorni non si diventa videomaker. Lo dico anche alla presenza dei nostri professionisti, che ci mettono passione da anni, studiano da anni, ancora probabilmente sognano di migliorare. Però ieri ho chiesto a Davide, ma sono rimasti contenti loro, non la regione, perché la regione magari... però loro, cioè i partecipanti, sono rimasti contenti, e Davide mi ha detto sì. Ho detto certo,
non è il video professionale che siamo abituati a lavorare noi professionisti sul mercato, però guardateli un attimo. E quando me li ho visti sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché avere quel tipo di risultato in 3 giorni, vabbè, mettiamo dentro ormai che siamo tutti quanti bravi a fare video con i telefonini, ma fare un video, creare un racconto, creare una storia, dare un'emozione, dare l'idea di un posto è qualcosa diverso dal fare semplicemente un girato. E questo penso che in 3 giorni l'abbiano capito, si vede benissimo. Io voglio fare i complimenti. Di ciascun video mi è piaciuto molto qualcosa, però volevo fare un complimento speciale a quelli di Mulag, perché c'era una bella idea, una bella sceneggiatura dietro, una bella regia e poi, vabbè, avete giocato facile perché avevate 2 attori eccezionali, cioè quei 2 ragazzini erano attori nati, pazzeschi, cioè mettevano tantissima simpatia. E quindi mi sono chiesto, dopo averli visti, beh, però sono contento che abbiamo fatto questo lavoro. Non capita sempre di fare, cioè uno il lavoro lo fa da mercenario, però ci sono a volte dei lavori che uno prende in mano anche perché piacciono. E quando capita che un lavoro ti dà soddisfazione è un bel motivo per chiudere la serata e poi magari raccontarlo anche a casa. E questa cosa mi ha fatto riflettere sul senso che ha avuto questo laboratorio per voi. Allora, io mi sono dato delle risposte, cioè se dovessi riproporlo, sicuramente metterei a fuoco una domanda principale. Cosa vi siete portati a casa? Cioè in 3 giorni di esperienza che cosa è successo? Allora, secondo me è successo che sicuramente avete approfondito il linguaggio dell'audiovisivo, il che vi significa che conoscete meglio il processo produttivo, il che significa che, per esempio, se dovete commissionare un video professionale, avete più elementi per capire, interloquire, conoscere la qualità di ciò che comprate, ma se invece volete farlo in casa, sapete che non è banale e che richiede un impegno e una complessità di cui ora avete anche degli elementi. Sapete quindi anche che non è soltanto tecnologia, non è soltanto creatività, è anche molto metodo, è anche molta metodicità. Avrete visto sicuramente tutta la tematica del suono, tutta la tematica delle luci, per non parlare delle tecniche di inquadratura. Però io penso che se uno dovesse rispondere che cosa vi portate a casa e quindi che cosa tutti quanti ci siamo consegnati, ma voi vi siete consegnati, penso che la risposta possa essere oltre l'evidenza empirica. Ciascuno di voi ora ha un video che prima non aveva. E quindi questo è già un risultato che uno si porta a casa. Però secondo me uno cosa si porta a casa? Si porta a casa un esercizio di gruppo che ha rafforzato sicuramente la riflessione sull'identità del luogo, del sito. Perché nel doverlo raccontare uno deve chiedersi cosa sto raccontando, perché lo sto raccontando, a chi lo sto raccontando, se c'è una storia, non c'è una storia, qual è il genius loci di questo posto. E voi nel fare questi video sicuramente, se non l'avete fatto esplicitamente, avete riflettuto su queste domande. E quindi c'era uno scienziato, insomma, uno scienziato dell'organizzazione che nel 70 si era inventato il termine sense making, cioè la costruzione del senso. Oggi si parla anche molto di place making, e cioè la costruzione dell'identità di un luogo. Allora, secondo me voi avete contribuito alla costruzione dell'identità di un luogo, perché un luogo si racconta attraverso le storie, attraverso i suoi manufatti, attraverso i suoi paesaggi, e il video di un luogo è una testimonianza di un'interpretazione di uno spirito del luogo sentito, raccontato da chi lo vive quotidianamente o da chi ne ha anche addirittura la responsabilità. Quindi io sono molto contento, vi incoraggio a sperimentare e andare avanti e faccio i complimenti alla Regione per essersi infilata in progetti di questo tipo, che in genere sono delle belle rogne e, e che però quando riescono bene danno anche quelle piccole soddisfazioni che accendono il sorriso.
E faccio i complimenti al team di tutti e 4 i video e niente, spero che questa esperienza sia generativa, e cioè che sia un punto di partenza che vi aiuti ad andare avanti, a esplorare modi nuovi di raccontare. L'audiovisivo è uno, oggi vanno di moda anche i podcast, ci sono tante forme, tanti modi per raccontare un luogo, per renderlo interessante. Le persone, i turisti, poi uno pensa sempre ai turisti, no? I turisti quando vengono in Italia perché gli piace la gente. È tutta bella l'Italia, è tutta bella la Sardegna. Non è che ci si può fare la guerra tra un comune, tra Capoterra e Sant'Antioco. C'è un buon motivo per andare da una parte e dall'altra. Qual è il motivo per rimanere qualche giorno in più? Perché uno sta bene e sta bene con le persone. E il fatto di avere tessuti narrativi da offrire, racconti, immagini, esperienze, è quello che rende un posto vivo e che lo rende diverso rispetto a qualcun altro. Io vi lascio con questo augurio e lascio il tempo anche agli altri. Grazie, le parole di Graziano non hanno fatto commentare la nostra curiosità verso i video che ora non vediamo l'ora di vedere, ma prima di dare appunto la voce ai video e di vedere i lavori realizzati, facciamo intervenire 2 delle persone che hanno contribuito a realizzare questi lavori e che hanno lavorato insieme ai ragazzi e assieme al territorio. Sono Stefania Cugia, appunto, che è la videomaker, e Marco Camba. È assente oggi Silvia Cristofalo, che è stata invece la persona che ha seguito i ragazzi con la sceneggiatura e col soggetto delle opere, che non è potuta esserci per questioni di salute. Quindi Stefania ora ci racconta che esperienza è stata e come sono andate le lezioni, quali sono le linee guida che ha seguito con loro per realizzare queste opere. Stefania, a te la parola. Buonasera a tutti, io sono Stefania e appunto mi sono occupata della questione più pratica di questi laboratori, passando diciamo nella seconda giornata, perché la prima si è occupata la mia collega Silvia, appunto come ha anticipato Guido, nel quale abbiamo cercato di coinvolgere i ragazzi nella creazione di uno script, di un soggetto, spiegando loro appunto cosa fosse un soggetto, cosa fosse una sceneggiatura, dando appunto dei cenni teorici nel mondo del linguaggio audiovisivo. Abbiamo cercato appunto di creare uno storytelling, è un lavoro diciamo che concedesse a tutti di unirsi e di lavorare per un obiettivo comune, ossia quello di creare dei prodotti audiovisivi mirati e finalizzati alla promozione di un determinato centro. Nella seconda giornata, appunto, nella quale sono subentrata io insieme a Marco, che sentirete dopo, io mi sono occupata più della parte pratica, ossia passare da un'idea che hanno avuto sempre i ragazzi al lato effettivamente pratico, spiegando loro tutti i vari step che ci sono in questo mondo e facendo conoscere loro come poter operare al meglio in maniera ordinata, in modo tale da arrivare più velocemente e a livello più funzionale a un determinato obiettivo. La mia esperienza è stata assolutamente positiva, ho visto un grandissimo riscontro positivo, mi sono divertita molto e mi è piaciuto il fatto che tutti i ragazzi fossero assolutamente molto coinvolti, ognuno di loro appunto volesse rendersi utile, nonostante fossero spesso anche dei grandi gruppi, quindi spesso è difficile coinvolgere bene tutto il gruppo. Invece in tutti e 4 i laboratori ho visto un grande entusiasmo e ci siamo effettivamente divertiti e io ho dato loro determinati cenni teorici riguardanti alla pratica, quindi scendendo nello specifico appunto a quali sono le inquadrature, quali sono appunto i movimenti di macchina, spiegando loro appunto tutti questi concetti. Ovviamente il laboratorio di certo è stato finalizzato a dare dei cenni teorici e a far conoscere gli elementi base del linguaggio audiovisivo e della videoproduzione.
Nella fase di ripresa spesso si sono autocandidati i partecipanti stessi nel fare le comparse, altre volte nel giro di pochissimo tempo hanno trovato proprio delle comparse che sono state assolutamente molto capaci, nonostante fossero ovviamente non fossero attori professionisti, però assolutamente si sono tutti rivolti con molto entusiasmo. Nella fase delle riprese, appunto, spiegando loro i determinati tecnicismi di quello che è questo mondo, hanno effettivamente svolto loro tutto il lavoro, nel senso che io ho semplicemente coordinato, quindi loro effettivamente da un'idea che avevano, quindi scrivendo proprio un soggetto, e li abbiamo condotti verso l'obiettivo finale, ossia quello di creazione di uno spot che fosse appunto mirato alla promozione del determinato centro. Successivamente ci siamo poi occupati proprio della fase del montaggio, quindi non solo le riprese, in fase proprio sul set. Spesso è capitato che ognuno di loro avesse proprio dei ruoli specifici. Quindi entrando proprio nel vero e proprio cuore della videoproduzione, quindi nel set, magari c'era la segretaria di edizione, cioè il vero e proprio regista, quindi è stato sicuramente molto coinvolgente. Successivamente appunto ci siamo occupati della fase del montaggio, quindi tutto questo laboratorio, la prima giornata abbiamo fatto la pre-produzione, la seconda la produzione, per poi passare alla terza che era la post-produzione. E anche nella terza giornata abbiamo utilizzato un software professionale che è Adobe Premiere, nel quale abbiamo spiegato loro il layout che si trovano davanti, quindi qualora appunto volessero iniziare a utilizzarlo, insomma sanno magari qualche informazione per poter spingersi a creare appunto dei prodotti. Nella terza giornata abbiamo effettuato il vero e proprio montaggio sino a che abbiamo chiuso, chiudendo la linea che c'è dalla pre-produzione, quindi dall'idea che loro hanno avuto a poi averla finalizzata, chiusa in un montaggio finalizzato appunto a questo spot. Ripeto, l'esperienza è stata assolutamente positiva, anche i ragazzi sono stati davvero molto bravi, molto positivi, e questo mi è piaciuto davvero tanto. Grazie Stefania. Marco, tu sei soddisfatto del lavoro che è stato realizzato? Marco Camba, che ha lavorato appunto con Stefania. Sei soddisfatto del lavoro del risultato finale, diciamo, di questi progetti? Scusate, c'è stato un piccolo problemino, non pensavo di essere mutato. Ora ti sentiamo, prego. Dicevo, sì, assolutamente sì, anzi, lasciami assolutamente prima di tutto ringraziare Film Idea per questa bellissima occasione che mi ha dato di fare il tutor, che è stato veramente un piacere, oltre che è stato proprio bello, non mi era mai capitato, era la prima volta in 12 anni più o meno, è stato veramente molto bello. E vorrei ringraziare anche tutti gli operatori, tutti i ragazzi che hanno partecipato, perché la loro passione, il loro impegno, la loro fantasia ha fatto sì che questo corso andasse, secondo me, nel migliore dei modi, e ha fatto sì che noi fossimo proprio tutti soddisfatti del risultato, perché alla fine la passione che mettono nel loro lavoro dentro i centri, perché poi mi hanno spiegato bene che loro lavorano quasi tutti all'interno, quindi alla fine la loro passione nel lavoro che mettono è stata riportata nelle loro idee, nella loro fantasia, di questi poi elaborati i video che appunto abbiamo fatto. Sostanzialmente io entravo sempre nella seconda giornata dopo il lavoro che faceva Silvia e prendevo in mano, diciamo, le loro idee, quello che avevano scritto il giorno prima, dopo aver ovviamente imparato che cosa è una sceneggiatura, cosa serve, eccetera, eccetera, e riportavo sostanzialmente in scaletta da filmare le loro idee. È veramente, sì, è stata veramente una soddisfazione, soprattutto sono curioso di vedere, io ho visto solo un lavoro completato, nel senso montato finale, sono molto curioso di vedere gli altri due, anche se ho assistito con Stefania alla realizzazione dei video, quindi un'idea
diciamo, di massima ce l'ho. È stato veramente bello. Ho preparato, penso, poi lo diranno loro magari, penso di avere preparato i ragazzi al massimo sulla carta di quello che potevamo fare in così poco tempo. Spero che ricordino quasi tutto, le scale dei piani, l'inquadratura, tutto ciò che appunto rende dalla carta per passare dalla carta a poi le riprese vere e proprie che avrebbero fatto di lì a poche ore dopo con Stefania. Niente, davvero, è stata veramente una bella esperienza e li ringrazio perché mi hanno lasciato molto loro di questo laboratorio. Cioè, tornavo a casa, come diceva prima il presidente, tornavo a casa e raccontavo quello che ho fatto. È raro, cioè molto spesso si è stanchi, quando si torna a casa da un lavoro si è molto stanchi. E come sono andate le riprese? Sono andate bene, invece ero molto felice, raccontavo tutto, sai che ha voluto fare la regia, ha voluto prendere la camera in mano, sono contentissimo. È stato veramente, veramente bello, mi è piaciuto veramente tanto e spero, semmai ci sia un'altra possibilità di tornare di vestire i panni del tutor per aiutare Gritaces e questi ragazzi. Grazie Marco, sicuramente non mancheranno le occasioni. Allora io direi di cominciare così. A questo punto vediamo il primo filmato, il primo video che è stato realizzato al Centro Europeo di Documentazione del Romanico di Santa Giusta. Lo vediamo, poi diamo la parola a Giulio Gaviano e Erika Giuntoli che ce lo commenteranno. Direi di farlo partire dalla regia. Eccoci, siamo tornati. Possiamo anche applaudire. Giulio Gaviano, quindi molto bello, molto bello davvero. Complimenti. Che filmato abbiamo visto e che cosa voleva rappresentare? Non ti sentiamo, Giulio. Devi riattivare il microfono. Io ancora non ti sento. Ok, l'ho attivato. Eccoci. No, dicevo a Erika se voleva iniziare lei, visto che è la protagonista. Assolutamente sì. Allora diamo la parola a Erika, certo. Buonasera, mi sentite? Benissimo, Erika, ciao, benvenuta. Allora, come commentare? È stato molto divertente, ci siamo innanzitutto divertiti a fare questo video, poi io sono stata scelta come comparsa e quindi mi sono ritrovata lì nel video, ma devo dire che dopo diciamo, l'imbarazzo iniziale, insomma, mi sono divertita molto. Allora, cosa abbiamo voluto comunicare con questo video? Abbiamo voluto comunicare soprattutto quelle che sono le funzionalità del centro, ovvero il Centro di Documentazione Europeo del Romanico, un centro di raccolta documentale del patrimonio romanico sardo ed europeo, ma è soprattutto focalizzato sul patrimonio sardo. Quindi diciamo non è solo un centro di raccolta di documenti, ma è soprattutto un centro di comunicazione di questi documenti ed è una comunicazione a 360 gradi. Quindi avete visto nel video che ci sono i pannelli in braille, quindi c'è un'accessibilità per le persone ipovedenti, ci sono i modelli 3D stampati con la stampante 3D che rappresentano le principali architetture le architetture romaniche della Sardegna, che possono appunto essere lette semplicemente toccandole. Poi ovviamente per le persone ipovedenti c'è sempre bisogno di un'audioguida che effettivamente è presente nel centro.
Quindi è un'accessibilità che si ha attraverso la tecnologia, quindi c'è anche, avete visto il visore della realtà aumentata, quindi proprio ci si sente come se fisicamente fossimo all'interno di queste architetture, dei monumenti. Quindi in pochissimo tempo si possono visitare più monumenti, ci si può accedere, però ovviamente diciamo che l'esperienza virtuale non può mai sostituire quella reale, quindi deve un po' funzionare come uno spunto, una curiosità, incuriosire il visitatore che va al centro per poi spostarsi appunto un po' in tutta la Sardegna per visitare effettivamente quelle chiese, quei monumenti. Quindi abbiamo cercato un po' di riassumere tutto questo, soprattutto questa parte qui, l'accessibilità, perché mi preme dire che i monumenti, le architetture sono fatte per le persone, non dovrebbero mai essere le persone ad adeguarsi ai monumenti. Non parlo ovviamente di rispetto di regole, ma parlo proprio di accessibilità, quindi poter visitare fisicamente questi monumenti. Tutto qui. Grazie Erika. Giulio, invece cosa vuoi aggiungere? Anche a proposito... Io aggiungerei, insomma, è stata un'esperienza che mi ha stupito, nel senso, anche per quanto è stato detto prima, cioè in 3 giorni passare da soggetto, sceneggiatura all'avere il video completo è stata una sorpresa. È un video che serve sia al fruitore, diciamo, a chi vuole conoscere appunto questa realtà, sia può essere utile per collegare appunto l'attività dell'associazione di Santa Giusta con altre associazioni omologhe. È una vetrina anche per questo e fare delle attività insieme, insomma, essere complementari con altre realtà. E niente, eravamo una decina di persone nel corso, ognuna forse con competenze diverse, complementari anche lì. Quindi niente, un'esperienza sicuramente positiva. Non saprei cosa aggiungere ancora. Forse questo video è, diciamo, un inizio per collegare sia appunto per Santa Giusta che per questa tipologia di comunicazione in questi ambiti. Assolutamente sì, si capisce che è un inizio, un ottimo inizio, anche a me è piaciuto sicuramente tanto. Allora, rimanendo a Santa Giusta, andiamo a vedere il secondo video, che è quello del Museo dell'Intreccio, sempre di Santa Giusta. Vediamo il video e poi lo commentiamo insieme a Marco Sarais. Facciamo partire il video dalla regia. La tradizione è un dono. L'arte dell'intreccio nasce dalle radici di un popolo tramandata per secoli e per generazioni e che ancora oggi continua a vivere grazie a chi questo dono lo ha accolto, custodito e non smette di tramandarlo. Respira la tradizione. Scopri il Museo dell'Intreccio. Beh, facciamo tutti un applauso a questo secondo. Bellissimo. Questo era anche con l'audio sottotitolato in francese per rispettare la regola del bilinguismo, quindi perfetto, grazie, bellissimo anche questo. Sì, infatti oltretutto questo video appunto segue un altro registro, l'altro non aveva la voce, questa è una voce fuori campo che fra l'altro credo di aver capito bene, ma è proprio quella di Marco Sarais che è qui con noi. E tu hai la voce, Marco? Sì, esattamente, buonasera a tutti. Esattamente, è proprio la mia la voce. È stato, diciamo, istantaneo per tutti usare la mia voce, anche se non era l'idea principale, però poi alla fine è stato fatto così. Ascolta, come è nato questo video? In qualche modo è più narrativo, quindi cerca di raccontare qualcosa a livello emozionale, ma anche che cosa? Raccontaci. Ok, allora niente, praticamente tutto è nato dal fatto che comunque
prima di tutto grazie solo ed esclusivamente a Stefania, Marco e Silvia, perché sennò non avremmo fatto nulla. Quindi prima di tutto è grazie a loro che abbiamo tirato fuori qualcosa di molto carino, diciamo che fa rispecchiare quello che principalmente è Santa Giusta, ossia la pesca e tutte le sue sfaccettature, diciamo legate soprattutto poi ai Sfassonis, che riguardano proprio in primis il Museo dell'Intreccio, che ora stiamo cercando di riproporre e ripromuovere per tutti, in modo che possano scoprire tutti quanti come nascono queste piccole imbarcazioni fatte con appunto degli intrecci di un certo tipo di canna, che ora non ricordo specifica il nome perché la ricordo solo in sardo. E niente, comunque il video rispecchia tutto quello che appunto riguarda i Fassonis, Santa Giusta, ossia legata molto alla laguna e a tutti i pescatori che ne fanno parte e che contribuiscono appunto. E poi è per far sì che anche, come diceva Erika, appunto, quel museo è legato molto sulle cose che per gli ipovedenti, riguardanti appunto il metodo Braille, che è per tutti quanti accessibile. Diciamo che è legato molto sull'accessibilità, per far sì che tutti possano scoprire come nasce tutto quanto. Nulla, ci siamo divertiti parecchio, almeno per quanto mi riguarda, ma anche gli altri che non sono presenti perché tutti o lavoro o per altri impegni non potevano esserci, però sicuramente ci siamo divertiti, è rimasto tantissimo perché già era una cosa che comunque apprezzavo io personalmente, ma anche tanto gli altri. Però io parlo di me personalmente, io apprezzavo tantissimo questo tipo di lavoro, tutto quello che fa parte riguardante il videoclip, il videomaking. Quindi grazie tantissimo a loro e a chi ha potuto contribuire per fare tutto questo. Grazie mille a te Marco, grazie davvero, anche perché quello che emerge da questi primi due video che abbiamo visto è l'amore per il territorio che sicuramente avete tutti e poi la passione che viene trasmessa. Questo emerge sicuramente da queste prime due opere. Vediamo la terza, ci spostiamo a Capoterra, al Museo della Laguna, e vediamo il terzo video che direi di far partire. Dalla regia, se potete far partire il Museo della Laguna, il video. Grazie. E qui facciamo anche qui applauso, soprattutto devo dire la verità ai due bambini che addirittura hanno aperto la bocca, non so se era fatto apposta o è stato spontaneo, ma era troppo bellina l'immagine dei bambini con la bocca aperta, veramente mi ha fatto sorridere. È stata una reazione che hanno avuto la prima volta che hanno visto la sala. Tra l'altro questo è il video che era piaciuto molto a Graziano, se non ricordo male, giusto? Perché anche questo è un registro narrativo diverso, dove ci sono i bambini con gli anziani che utilizzano le nuove tecnologie. Sicuramente un altro modo di raccontare il territorio. Ce ne parlo Giovanna Cocco e Carlotta Puddu, una delle due dovrebbe essere attrice protagonista, se non sbaglio. Quindi, prego. Carlotta è attrice protagonista.
No, in verità faccio un cameo, interpreto me stessa, perché essendo guida al museo ho interpretato me stessa, quindi io non ho fatto molto sforzo, gli altri in verità sì, durante il video, quindi diciamo che io interpreto me stessa, ho fatto la parte più semplice, dovendo dire, però riesco a fare... Questo video com'è nato, Carlotta, e cosa avete voluto raccontare? Quindi? Allora, la mia interpretazione è stata imposta e il video è nato perché noi ovviamente siamo i gestori del MULAG e del MUMA e ovviamente ci viviamo, l'abbiamo visto nascere, abbiamo scritto quello che volevamo, insomma, che i visitatori amassero quanto noi e che vedessero un po' la laguna con i nostri occhi, perché a noi la laguna, così come nel caso del MUMA, come poi racconteranno Veronica e Giuseppe, è appunto per noi una vista bellissima e fa parte di quello che è il museo. Però una nostra difficoltà era che avevamo tante storie da raccontare e non sapevamo scegliere, perché ogni sala del MULAG racconta una storia in un certo modo e quindi avevamo difficoltà a scegliere quello che volevamo raccontare e sicuramente durante appunto l'atelier sono riusciti a farci focalizzare su quello che per noi era veramente importante e fondamentale da comunicare, ed era il fatto che innanzitutto è un museo che può essere fruito da tutti, che ha in sé tutta una serie di esperienze anche nella sua fruizione. Per questo c'è la persona più adulta che mette un visore e c'è un bambino che rimane a bocca aperta vedendo quello che invece non è multimediale ma estremamente esperienziale e tattile, diciamo, e sicuramente non convenzionale, ecco, perché spiegare la biodiversità della laguna con degli uccelli in legno appesi che volano e riuscire a raccontare, speriamo almeno di esserci riusciti in pochi minuti, quello che è una giornata nella laguna con le sue luci, i suoi rumori, poi non vi svegliamo tutto, ma insomma la laguna di Sant'Agila ha una sua storia particolare, un suo paesaggio particolare, quindi di narrare anche un po' quello che era l'amore che noi proviamo per questo posto, e quindi è per questo che volevamo, insomma, mostrare questo scambio di esperienza al museo, ecco. Poi noi abbiamo le foto che ci sono al museo sono fatte da noi, ci dilettiamo nella pratica del videomaking, ci dilettiamo, quindi la nostra diciamo che ci hanno aiutato con tutta una serie di trucchi del mestiere Stefania, Marco, Gianluca e Silvia, e ci hanno aiutato veramente a riuscire a narrare questa parte, sperando appunto di essere stati immediati con questo nostro amore. Non so se si è capito. Quindi Giovanna. Si è capito e si è percepito sicuramente, Giovanna. Tra l'altro Carlotta ha toccato un tema interessante, che è quello della scelta, no? Sembra semplice una volta che si vede il video, ma in realtà scegliere credo che sia difficilissimo, capire che cosa raccontare, è corretto? Sì, sì. Sì, per noi poi è ancora più difficile, perché ovviamente siamo innamorati di tutto quello che c'è qua dentro, quindi chiedere a un innamorato di scegliere è sempre difficile. Quindi invece Stefania, Marco, Gianluca che non c'è, che non lo vedo, Silvia, ci hanno aiutato un po' a fare delle scelte. Ovviamente per me questo filmato è sempre emozionante perché il nonnino è mio papà, quindi è ovvio che lui parte, io ovviamente mi emoziono, quindi un po' c'è questa cosa, però era davvero questo, che il nostro museo è fatto di persone che ti accolgono, persone che ti raccontano, perché un museo non può essere per noi solo oggetti che vengono visti. Volevamo in entrambi i musei, anche nel MULAG, mettere in evidenza che i musei devono essere anche fatti da persone che mediano e che ti trasferiscono emozioni. Ecco, questo volevamo che passasse nel video. Infatti i nostri video sono pieni di persone, ci hanno lasciato muti, perché però è meglio così, perché altrimenti io e Carlotta parliamo veramente troppo, quindi potete anche tagliarci e possiamo dare l'altro filmato. Chiudo ringraziando tutto il gruppo che ci ha supportato e anche sopportato, perché ovviamente sono entrati
in una classe abbastanza coesa, quindi si sono infilati delicatamente e hanno districato tutta la nostra rete, ecco, rendendola qualcosa di ordinato. Quindi grazie ancora anche a loro. Grazie a te Giovanna. Quindi allora concludiamo con l'ultimo video, quello del MUMA, del Museo del Mare di Sant'Antioco. Vediamo il video e poi lo commentiamo con Giuseppe Sodde e Veronica Mele. Facciamo partire il video. Beh, anche qui l'applauso, veramente complimenti, veramente. Poi per il MUMA, personalmente io sono molto affezionata al MUMA, perché sono dal 2010 che insomma col progetto, ripeto, col progetto Accessit abbiamo realizzato il MUMA, è terminato nel 2014, quindi insomma è da parecchi anni che lo seguo. L'ho visto crescere, poi l'esperienza dell'ostello è stata meravigliosa, ci ho dormito, ho portato il partenariato, tutto il partenariato del progetto Grit Access a luglio, nel mese di luglio, per fare uno dei comitati di pilotaggio, e abbiamo proprio vissuto l'esperienza di vivere il MUMA come non solo museo ma come ostello, e vivere ed entrare, insomma, entrare continuamente, attraversare il MUMA, il museo, per entrare dentro l'ostello, è anche un'esperienza molto particolare. Quindi che invito naturalmente tutti sempre a visitare tutti questi luoghi, perché sono veramente belli. Lasciamo la parola allora adesso. Sicuramente dopo aver visto questi video siamo tutti curiosi di vedere tutti quanti i 4 posti, di sicuro, almeno io per primo. Invece per commentare il video direi, Veronica, che video avete realizzato? Sembra quasi che abbiate voluto raccontare tutte le esperienze, no? Da quella paesaggistica a quella del museo vero e proprio. È così? Sì, era molto importante raccontare il museo aperto, perché il MUMA e il MULAG, come hanno detto Carlotta e Giovanna, raccontano le persone, raccontano il territorio, quindi immagini dello spazio interno alla struttura e dello spazio esterno, quindi il lungomare, le sue barche, le nostre esperienze, le nostre canoe, tutto ciò che ci unisce con quello che è Sant'Antioco e con quello che è il nostro territorio. Lo sguardo poi all'interno della camera, perché il fulcro della struttura è l'inclusività, la possibilità di raccontare ciò che siamo, l'ospitalità in senso ampio. Il museo è sede anche del centro di educazione ambientale, quindi si racconta, si insegna, ci si mette dalla parte di chi ascolta. È proprio un concetto ampissimo quello del MUMA. Io poi in questo video ho fatto una parte, proprio ho recitato, perché io solitamente sono all'accoglienza degli ospiti in generale, sia dell'ostello che del museo, e lì ho fatto un po' la turista, un po' ho guardato con gli occhi di chi viene nel nostro territorio, quindi guardare anche le imbarcazioni, guardare anche ciò che c'è con occhi diversi, è stato molto interessante. E il corso molto interessante, perché ha dato spazio a tutti, è riuscito a trovare uno spazio
che è un po' la base delle strutture, sia per il MUMA che per il MULAG. Noi diamo spazi a storie, a persone, a tutto ciò che... Anche nel corso si è rispecchiato questo, ognuno aveva il suo spazio, chi non voleva recitare o comunque stare davanti alla camera poteva stare dietro, chi voleva stare davanti poteva stare davanti, ognuno ha trovato il proprio spazio e oltretutto insegnanti fantastici, perché ci vuole pazienza, poi tante idee, anche tante richieste, perché comunque la musica, quella giusta, quella non giusta, voglio mettere quella foto, ma quella immagine, quindi comunque saper ascoltare, saper cercare di mettere insieme tutte queste idee è stato impegnativo. Molto impegnativo. Poi io ho fatto la parte front, invece Giuseppe ha fatto il back dietro la telecamera. Quindi... Allora sentiamolo Giuseppe. Giuseppe, tu che hai fatto la parte dietro la telecamera, cosa ci dici invece? Cosa vi devo dire? Per me è stata la prima esperienza da questo punto di vista. Per me è stato un po' tutto nuovo e un po' tutto abbastanza vasto, perché comunque è un ambiente anche del videomaker abbastanza difficile da comprendere, perché ci sono tante dinamiche, ci sono tante cose di cui tener conto che agli occhi di una persona che guarda un film sembra tutto semplice, tutto fruibile, però nel momento in cui ti metti dall'altra parte e cerchi di creare un qualcosa di semplice da poter vedere, ti ritrovi a capire che c'è comunque tutta una serie di difficoltà da poter incastrare. Quindi questo è stato abbastanza interessante da scoprire, diciamo che è un'esperienza che consiglio a tutti sicuramente. Assolutamente, sono d'accordo. Io allora, prima di dare la parola alla dottoressa Onali, direi che tirando le somme da quello che ho potuto constatare dalle esperienze di cui avete parlato e dai video che ho visto, è che voi siete partiti, diciamo, piuttosto digiuni e invece siete arrivati non solo ad avere una consapevolezza nuova, ma avere anche una competenza, perché siete stati capaci non solo di acquisire la teoria, ma anche di realizzare la pratica. Se consideriamo anche che i tempi erano molto ristretti, mi sembra un grandissimo risultato quello che è stato raggiunto. È d'accordo con me, dottoressa Onali? Sì, decisamente, un grandissimo risultato, bellissimi filmati, ripeto, poi conoscendo i posti ancora di più per quanto mi riguarda. No, io spero veramente, come ho detto un po' all'inizio, spero che questa sia l'inizio di una passione, non certo un'attività lavorativa, ma una passione, un hobby di tutti voi nel cimentarvi ancora prossimamente nella realizzazione di video, di spot promozionali, che potranno comunque essere messi, ripeto, anche in questi centri, in questi luoghi della cultura, potranno essere proiettati, e quindi non disperdetevi, cioè è facile adesso parlare con il CEAS di Capoterra e di Sant'Antioco, perché naturalmente sono rintracciabili, però dico anche a Erika, Marco, Giulio, insomma tutti quelli che hanno partecipato per Santa Giusta, di non disperdersi, di utilizzare o me o la Fondazione del Romanico o il Comune di Santa Giusta per continuare anche a collaborare con questi centri, perché comunque i giovani, il futuro è dei giovani naturalmente, e poi sono sempre arricchenti, perché ci danno sempre idee, spunti, qualcosa che magari noi molto poi fissati sul lavoro, sul raggiungimento dell'obiettivo, la spesa, i tempi eccetera, poi ci perdiamo invece questo aspetto così anche romantico e bello di un video emozionale o di uno spot. Quindi vi invito veramente a non perderci, quindi a continuare a seguirci, a chiederci, a mandarci i vostri contributi. Io qui utilizzo il mezzo pubblico, tra virgolette, ma lo utilizzo
invece per chiedere ai colleghi del MULAG e del MUMA, l'ho già mandato ma non mi hanno risposto, una mail dove io mandavo mandavo un video che è stato realizzato dal capofila del progetto Gritaces, che è un video, ne approfitto di questa occasione perché vi spiego, il capofila del progetto ha realizzato un video, uno spot con immagini, diciamo video o foto che sono state mandate da noi Regione Sardegna, diciamo però date dai 3 comuni per rappresentare i loro territori. Questi video però, per come devono essere montati e per diciamo la storia che devono raccontare, sono manchevoli di immagini o comunque insomma di alcuni pezzi, e quindi il capofila ha chiesto giustamente il contributo da parte di ogni partner, e quindi poi noi ci riversiamo naturalmente sugli enti attuatori per completare il puzzle di questo video per la Regione Sardegna e uno naturalmente. E quindi ne approfitto del mezzo per sollecitare i colleghi del MULAG e del MUMA, adesso Giovanna mi odierà, per contribuire diciamo al confezionamento di questo video. Non me la tento, perché sarebbe un po' troppo naturalmente, non me la tento a chiedere alla società Prima Idea di darci una mano, perché non credo che, voglio dire, già mi stanno guardando male, però poteva essere un'idea, nel senso che naturalmente se volete magari darci un vostro contributo o magari un'idea, noi vi mandiamo il video e vedete un pochettino, sto scherzando, però diciamo che... Come? Ce lo mandi, lo guardiamo, se abbiamo del materiale da darvi, lo diamo volentieri. Grazie, no, anche e soprattutto delle idee, perché diciamo il capofila ci ha dato delle indicazioni di come completarlo, ma non essendo del mestiere è un po' complicato, quindi magari insomma adesso era una battuta, ce lo però mandi, io ne ho approfittato, grazie mille, veramente, grazie. Quindi insomma possiamo concludere, ma ripeto, io faccio i complimenti a tutti quanti, a tutti i ragazzi. Detto sinceramente, ho avuto più una come si può dire, una sorpresa positiva per Santa Giusta, perché mentre, ripeto, su Capoterra e su Sant'Antioco ero protetta perché sapevo che comunque c'era una cooperativa che già gestisce i luoghi e quindi la risposta era, diciamo, sicura, la risposta di adesione, invece devo ringraziare Erika e Giulio, Marco, tutti quanti, perché hanno dato una risposta a un bando, a una richiesta del comune, che è stata fatta anche molto velocemente, perché dovevamo dare proprio alla società Prima Idea giustamente i nominativi per iniziare i corsi, e quindi è stata una cosa molto veloce, però c'è stata una grandissima risposta, e questo è stata per me diciamo proprio una sorpresa però positiva, del fatto che i giovani hanno aderito a questa iniziativa, pur non, insomma, anche non capendo bene forse dove si andava a parare con tutto questo, però mi è piaciuto veramente. Io vi ringrazio personalmente, perché ringrazio tutti, però in più rispetto proprio a voi, perché non ci conosciamo, mentre con i colleghi del MUMA e del MULA che ci conosciamo ormai da tanti anni, con voi non ci conosciamo, ed è stata veramente una bella sorpresa. Quindi vi ringrazio personalmente come Regione Sardegna per aver aderito a questa iniziativa e aver dato il vostro contributo. Veramente grazie. Beh, quindi Guido, scusate. Ci tocca chiudere qua, dobbiamo chiudere. Io vi ricordo soltanto che questa puntata è andata in diretta su Matex TV e sarà disponibile in differita a partire da domani sera su www.matextv.com. Vi saluto e vi ringrazio, è andata davvero molto bene. Grazie ancora a tutti. Apriamo tutti i microfoni, salutiamoci almeno e facciamo un applauso corale allora a tutti quanti, veramente. Aprite i microfoni e fatevi. Ecco Davide, ecco anche Davide, buongiorno. Benissimo, veramente complimenti a tutti. Complimenti. Va bene, allora arrivederci. Grazie. Arrivederci, grazie. 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 A presto.